Buongiorno a tutti e bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per noi ogni giovedì il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e anch'io lancio un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente anche a te. Grazie mille, bentornato. So che oggi abbiamo un super classico, un Bamba a cui tu sei particolarmente affezionato. Sì, di lusso diciamo, un Bamba che è strameritato, che forse ne andava assegnato anche prima, ma che noi pazientemente abbiamo aspettato che la combinasse grossa e in effetti l'ha combinata grossa. In sostanza è diventato fascista e vi spiego perché. Lui che ha sempre galoppato sui cavalli di sinistra attaccando la destra, oggi ha fatto un discorso che è assolutamente degno di Adolf Hitler. Che cosa ha detto? Parlando degli americani che in questi giorni hanno eletto il loro presidente Donald, e poi diciamo caduto a parlare di Musk, che è quel famoso miliardario che appare a fianchi Donald nell'amministrazione dell'America. Questo Mark è un personaggio incredibile che tutti conoscono ormai, non c'è bisogno che io ve lo racconti. Ebbene, il nostro Saviano dice che questo Musk ha fatto un saluto fascista quando, diciamo così, gli è toccato parlare il giorno dell'insediamento di Trump. Saluto fascista, ma perché saluto fascista? Perché mettendosi una mano al cuore e poi spalancando le braccia per, diciamo, nel simbolico gesto di lanciare il cuore verso la folla, per Saviano quello si è trattato di un saluto fascista. Da notare che Musk non sa neanche che cos'è il fascismo, perché gli americani non è che l'hanno provato, sì, ne hanno sentito parlare qualche volta parlando dell'Italia, ma l'Italia non è l'argomento quotidiano degli americani. Saluto fascista, ma a parte il fatto che il saluto non è fascista, ma è semplicemente un gesto, ma quando anche fosse stato un saluto romano, se il saluto è romano è un saluto di Giulio Cesare, non di Mussolini. Quindi veramente c'è anche dell'argineria storica da parte di questo Saviano, che ormai ci ammorba da anni e che viene considerato uno dei principali intellettuali italiani. In realtà è uno che sbaglia tutto, commette degli errori, si lascia andare a delle considerazioni che sono folli. Poi dare del fascista a Musk, vabbè, si può anche fare, ma prevedere che sarà impiccato e poi magari appeso in qualche piazza, morto naturalmente, in qualche piazza americana, mi sembra veramente una ipotesi che solo una mente abbastanza malata può fare. Ecco, noi assegniamo il Bamba perché una storia del genere non merita altro. Un Bamba è anche una scrollata di spalle, perché quest'uomo veramente ci ha rotto le scatole. Sì, direi da tempo, ma come giustamente accennavi tu, la cosa qui particolarmente grave è che, riportando la foto del supposto saluto, ha detto: la fine di tutto questo sarà violenta. La sua caduta sarà pari a quella di coloro a cui storicamente si richiama con questo gesto. Quindi, come dici tu, sembra auspicare una piazzale Lorenzo. Come Mussolini, a testa in giù, impiccato a testa in giù. E invece stia attento il nostro Saviano, perché le mode finiscono presto e poi quando finisce la moda, se tu sei alla moda, sparisci. Sì, crediamo che sia il destino che più o meno si affaccia per il nostro. Un'altra cosa che giustamente facevi notare mi ha colpito, cioè Musk ha ricevuto da Trump diciamo, l'incarico di smantellare lo Stato, cioè di togliere di mezzo la burocrazia in nome per fare spazio, no, alla libertà individuale. Ed insomma a me questo sembra il contrario del fascismo, no? Mussolini diceva che fuori dallo Stato non c'era niente. Appunto, è l'esatto contrario. Ma queste cose purtroppo Saviano non le sa, per cui parla come, sai che ci sono quelli che suonano il pianoforte a orecchio, no? E lui
parla a orecchio, così quello che gli gira per la testa lo dice senza riflettere e quindi spara anche queste stupidaggini che non hanno il minimo aggancio con la realtà. Una postilla ulteriormente grave, secondo me, che sul finale di questo post lui dice: la fine sua e dei suoi schierani italiani è prevedibile, quindi coinvolge anche Meloni e Salvini in questa intemerata. Sì, e anche molta gente italiana che, non essendo comunista, ovviamente è un po' conservatrice o comunque liberale. Ed è questo il vero problema, che ancora purtroppo anche in Italia il comunismo non esiste più come partito comunista, ma i comunisti esistono ancora purtroppo, e infatti dicono stupidaggini, fanno dei danni e noi li dobbiamo sopportare, come nel caso appunto di Saviano. Soprattutto sopportiamo il fatto che ci danno lezioni ogni 2x3, no, sull'odio ideologico, che mi sembrano i primi propugnatori dell'odio ideologico. Ma sono loro i principali galoppatori di questo stato d'animo, che è uno stato d'animo più che un ragionamento. Quindi, per l'amor di Dio, Saviano, cerchiamo di evitarlo. Sì, per una questione di salute mentale, diciamo. Sì, saremo meglio, no? Anche per l'appetito, per l'umore, così. Non lo ascoltiamo per la qualità proprio. di vita complessiva, diciamo. Sì. È così, insomma, sto povero Saviano, veramente ci fa orrore. Condivido. In chiusura volevo però segnalarti, c'è una componente secondo me ulteriormente surreale, no? Che è Saviano che attacca Musk, un po' come se io volessi fare a pugni con Tyson. In che senso? Saviano è uno famoso per un libro scritto 19 anni fa, rispetto a cui, è cronaca, c'è una sentenza definitiva della Cassazione per plagio. E insomma Musk è uno che ha fatto qualcosina in più nella vita, cioè tra le altre cose sta per portare l'umanità su Marte, ha rivoluzionato la tecnologia dei satelliti, ha comprato Twitter, insomma c'è un po' una sproporzione anche tra i due personaggi. Ma non c'è dubbio, ma poi basta aver dato un'occhiata ai giornali per sapere queste cose che tu giustamente hai ricordato. E invece uno come Saviano queste cose o non le sa o finge di non saperle e scatena il suo odio per il miliardario, anche perché crede che i miliardari siano cretini. Invece io non ho mai visto un ricco cretino e ai poveri do solo un consiglio: di diventare ricchi. E quindi, essendo Musk l'uomo più ricco del mondo, evidentemente è molto poco cretino, ci tocca concludere. No, assolutamente. È esattamente così. Vabbè, portiamo pazienza. Però questo Bamba glielo diamo molto volentieri, è uno dei più meritati. Sì, lo sottoscriviamo con l'inchiostro, no, stavo per dire rosso, ma diciamo rosso repubblicano, no rosso. Bravo. Grazie direttore, come al solito, di essere stato con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. A presto.